fravegare, com'è bella fravegare, com'è bella fravegare. Oh, meluta. Pure la Pasquetta. Ma Spaniello, Giovaniello, ma cosa fate qui anche a Pasquetta? E voi avete detto che tutti i personaggi ritappano a fare salute e pure noi stiamo qua, Vabbè, senta, a proposito, è arrivato un messaggio dalla famiglia Guastafiero che ci ascolta da Trebisacci in Calabria. Stanno andando lì praticamente per passare la Pasquetta e noi vi mandiamo un bacio forte perché loro sono grandi amanti di Mastaniello e Giovaniello. Pure perché hanno fatto niente non scappa sapere, non è chiesto loro. Va bene, comunque, visto che siete qui, fate i vostri consueti auguri, Auguri a tutto quanto, ricordatevi che chi frava che sfrava che si muore mai fama e noi da domani cominciamo a fravagare la lavoro. Tranne me, perché Mastaniello mi ha fatto veramente il tuo sangue a fuori sta presa voi, ma ci dedicate la vita mia e voi mi avete fatto pure fame, pure a Pasquetta, manca la colomba, ma te ne la colomba, da giurata la colomba la reterina, era sì. Mastaniello non dà maretta, è meglio che facciamo ascoltare uno dei migliori episodi nostri, ma ricordate quando chiamiamo la Filippina? La Filippina è una bella cosa, sentiamo lui. I tappi su Radio Kiss Kiss Napoli. Ma oggi si mangia! Oggi si mangia, voglio. Pronto? Pronto, buonasera, sono Mastaniello, c'è sta Austina? No, non ci sta. Ah, voi chi siete la moglie? No, io sono la figlia. Ah, quando la tiene per lì? 19. Ce la pensavo. Ne. Siete una cosa, sono Mastaniello, no? Visto che sto con cambia nei vostri paraggi, visto che a mascare sta roba, tu non sai niente? No, non so niente. Ah, e allora ma sei direttamente, va buona? No, aspetta un attimo, buonasera. Non attacca! Chiamala una volta sta sconsumata, sta grande fatenda. Ora ci attaccano il telefono, ehi ragazzi, chiama che stai già sul bancone. Ma sta arrivata a mangiare, sta sconsumata. Sta gioventù non dà rispetto. Pronto? Ma come ti permetti a attaccare il telefono e bacio a Mastaniello? Ma che stiamo l'educazione che danno nato? Ma chi è? Che hai fatto che la mattina alla sera sono gente come te che stanno qua nell'Italia. Ma chi è? Sono Mastaniello, da fare lavoro a casa tua. Ti sto dicendo, segni in un momento sta roba. Secondo me lei ha sbagliato un numero. Piccerene, voleva mamma sta Austina, se tu sei la figlia, piglia carta e penna e segni sta roba. E la prossima volta non attacco il telefono che sei una grande sconsumata. No, io parlo con padre stasera, non ti preoccupare. Segni sta roba, poi quando ne vai ti ci dai. A te una penna e una poche carte. Pronto! Pronto, buonasera. Pronto, buonasera. Sì? C'è sta Alessandro, sono Mastaniello. La signora non c'è. Ah, e voi chi siete? Come? Voi chi siete? Sono la Filippina, lei chi è? Ah, Filippina. Senti, allora, tu parli italiano? Sì. Prendi carta e penna, perché da c'era una masciata per la signora. Scusa, parla bene. Come ci parla? Mastaniello parla. Lui parla un po' napoletano. Allora parliamo italiano, tu prendi carta e penna e debba segnare l'ambasciata. Ambasciata? Allora, carta e penna. Sì, l'hai preso già. Scrivi. Sì. 34. 34. A capo. Sacchetto. Come? Sacchetto. 34 sacchetto. Cemento. 34 sacchetto. Cemento. Poi 8. 8. Quintale. Rena. Rena. Come? Rena. Sì, Rena. Sciumma. Rena Sciumma. E sciumma. Rena e sciumma. Bravo, poi abbiamo finito, scusami. Tu Rene Campusà. Un quintale. Terreno. Turreno, scusami. Turreno. Cambusante. Cambusante. E San Paolo Belsito. Come? San Paolo. Ok, poi vanno una mulazza. Una mulazza, abbiamo finito. Una mulazza. Fallo reggere, Mastaniello, non vorrei che avesse sbagliato. Aspetta, che pure tauta qua. Vai col tauta. E un tauta. L'ultima cosa, sta segnando? Sì. Un curucù Pepe. Che cosa? Uno solo, uno. Sì. Curucù. Io non lo so scrivere. Scrivi così, curucù. Curucù. Poi Alessandro capisce. Peppe.
Curucu Pepe. E quello Alessandro capisce. Pepe. Perfetto. Allora. Leggi tu. Ci leggi un attimo tutto per piacere, vediamo se hai sbagliato qualcosa. 34 sacchetto di cimento. Bravo. 8 quintale renna e summa. Bravissimo. 1 quintale terreno. Turreno. Torreno Cambusane. Cambusand. Mannaggia. Cambusand. Bravo, vai avanti. Sambalo. Come? Sambalo. San Paolo, vai, mannaggia. Una mulazza. Bravo. Una tauta. Un taud, maschile, taud. Poi? Taut. Vabbè. Oh, e poi c'è sta un'altra cosa. Una curucu pepe. Curucu con l'accento. Curucu Pepe. Curucu pepe. Vabbè, mi leggo io da signora, se no quello... E poi? Ma Finito, devi leggere velocemente perché dobbiamo essere sicuri. Se sbagli è un problema. Leggi subito tutto, forza. 34 sacchetto di cimento. Sì. 8 quintale renna e summa. Sì. E 1 quintale di Torreno. bravissimo. Cambusan Sambalo. Bravo. Una mulazza. Una taut. Una curucu pepe. Curucu. Curucu pepe. Ah, la sempre coppa. Curucu pepe. Pepe. Ok, appena viene la signora ce li avrà, va bene? Aspetta, perché non lascia la tua numero di cellulare e se no mi fai richiamare la signora? Ok, però mi devi fare una cortesia, ti lascio il numero ma devi leggere velocemente tutto perché non sono sicuro. Forza, fammi vedere. 34 sacchetto di cimento, Sì. 8 quintali rena e summa, 1 quintale Torreno Cambusan Sambalo, una mulazza, una taut, una curucu pepe. Aspetta, mettici pure una chitarra. Com'è? Una chitarra alla fine. Ce la regaliamo. Una Chitarra. 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 Chitarra, che sta facendo a sentire poco, Giovanni. Aspetta, ora la faccio sentire. Vedi, stai. Va bene? E questo, che cos'è questo? La chitarra, state buono! Oh, ma quanta cosa lo sapevi? Oh.